sentite? Grazie Presidente, buongiorno a tutti, autorità, mondo della stampa, colleghi. L'andamento dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia e poi in particolare Trieste ha evidenziato in queste ultime 4 settimane un progressivo aumento dei nuovi casi, un progressivo aumento dei tassi di incidenza, ma nell'ultima settimana in particolare c'è stato un ulteriore aggravamento della situazione. Abbiamo ieri aggiornati per la settimana precedente, gli ultimi 7 giorni, 1534 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, nella regione, che hanno portato a un tasso di incidenza negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti di 128. Questo dato purtroppo è accompagnato da un altro dato che ci preoccupa, che è stato il raddoppio della percentuale dei casi positivi per tamponi svolti. C'è sempre da tenere conto che in Friuli Venezia Giulia, assieme alla Regione Veneto e alla provincia autonoma di Bolzano, si fanno molti più tamponi che altrove, e ce ne sono stati fatti in particolare tanti nell'ultimo mese e mezzo, proprio a seguito dei bisogni di dimostrazione del Green Pass, ma a parità di numero di tamponi, nell'ultima settimana, a parità della settimana precedente, di fatto c'è stato praticamente un raddoppio del tasso di positività. Questo certamente preoccupa. Purtroppo il dato di questa mattina, i dati che stanno uscendo per questa mattina mostrano anche ad oggi il superamento della prima soglia delle terapie intensive, cioè del 10% dei posti letto occupati in terapia intensiva, quindi siamo a 18 oggi di terapia intensiva nella regione Friuli Venezia Giulia. Il superamento della prima soglia, cioè siamo oggi al 10%. Ancora lontana è il superamento dell'altra soglia che determina il colore poi delle regioni, che è dato del 15% di 1277 che sono nei posti letto non in terapia intensiva, nei ricoveri, negli ospedali della regione. La situazione di Trieste è di particolare preoccupazione. Trieste ha avuto nell'ultima settimana, date aggiornate ieri, il dato settimanale si calcola dal lunedì alla domenica, quindi col dato aggiornato ieri, nell'ultima settimana la provincia di Trieste, calcolo la provincia, non il singolo comune di Trieste, ha evidenziato 801 nuovi casi in una settimana, e questo ha portato per la provincia di Trieste ad un tasso di infezione di 350 casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, quindi insomma poco meno del triplo rispetto al resto della regione. Questo mostra anche rispetto in particolare a Udine e Pordenone, che hanno tassi molto più bassi, che sono circa 5 volte più bassi, ma vediamo peraltro negli ultimi 7 giorni anche un aumento rispetto a una base molto più bassa delle altre province della regione, una situazione di aumento anche nelle altre province della regione. Gorizia è intermedia sostanzialmente tra Trieste e Udine e Pordenone. Questo 801 dell'ultima settimana è il raddoppio rispetto alla settimana precedente, che erano 398. Abbiamo sostanzialmente un aumento di nuovi casi nella provincia di Trieste che è esponenziale. E il modello esponenziale certamente preoccupa molto, perché sale molto rapidamente e si scende molto lentamente rispetto a questi numeri. Questo dato del tasso di incidenza a Trieste ci fa ritornare indietro ai bui mesi della primavera e della primavera 2021 e dell'autunno del 2020, in particolare dato di Trieste.
eh,